purtroppo è dal 2008 che la situazione sta degenerando e ha portato a questa situazione. Di fatto abbiamo perso oltre 60.000 dipendenti e molto probabilmente arriviamo ai 100.000 che sono compreso l'indotto. Le aziende solo quest'anno ne abbiamo perse circa 300, quindi è una debacle assoluta. Io credo che se vogliamo rilanciare il mondo dell'edilizia dobbiamo dare delle risposte, creare quelle opere, a parte le opere strategiche, ma dare avvio anche a quei piccoli e medi cantieri che possono essere una risposta oltre che alle imprese anche al cittadino. Tutti qui si dicono d'accordo, la Regione, il Sottosegretario, dove il sistema si blocca? Ma Regione e Segretario sono d'accordo, soprattutto perché la Regione ha anche delle possibilità di cassa, avrebbe dei fondi bloccati da questo mostro che si chiama Patto di Stabilità Interno. C'è un'attenzione maggiore in questi ultimi periodi perché si è resi conto che probabilmente le cose stanno degenerando anche dal punto di vista di risposte al territorio, dal punto di vista di risposte alla sicurezza. La sicurezza io credo che soprattutto per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda il territorio non deve essere sottovalutata, è una cosa imprescindibile, quindi la messa in sicurezza delle scuole dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista del territorio per quanto riguarda il sistema idrogeologico sia fondamentale rilanciarlo. Emerge anche sempre di più che la gente preferisce ristrutturare casa invece di acquistarne una nuova. Beh, fa parte di quella strategia che noi andiamo già da qualche anno dicendo che forse costruire, rigenerare il parco edilizio che esiste soprattutto nel Veneto, che è oramai datato, quindi rigenerarlo, riutilizzarlo con i criteri di ultima generazione per quanto riguarda il risparmio energetico e per quanto riguarda anche il consumo.